Eccoci. Eccoci qua. Oddio. Okay, si dovrebbe sentire. In linea puramente teorica si dovrebbe sentire. Allora, vediamo un po'. Vediamo un po' se si sente. Vediamo un po' se si sente. Perfetto. Quello mi serviva sapere. Mi apro pure, la live qua sotto senza audio, perché se no è inutile. Perfetto, così c'ho pure i commenti qua sotto. E vai, si parte. Spammiamo la live su Instagram. Facciamo così. Già 2 persone, buono, buono, buono. Ciao a tutti ragazzi. Come state? Okay. Se live. Commento postato. Ciao Angelones, ciao caro. Come stai? Tutto bene? Tutto a posto? Come state ragazzi? Io non so da voi, ma qui fa un caldo bestiale. Fa veramente un caldo bestiale. Allora, credo che debba accendere anche la luce perché forse è un po' buio. Ciao AML, ciao a tutti ragazzi. Oggi live. Oggi live, il motivo per cui non sono usciti i video è proprio perché, essendo tornato veramente parecchio stanco oggi da lavoro, ho detto: "Ma sai che c'è? Visto che è da un po' che non la faccio, ma facciamo una live che non fa mai male". Certo, dispiace sempre farlo di sera d'estate perché c'è poca gente, ma meglio pochi ma buoni, eh. Tanto ciao anche Alessandro. Ciao a tutti ragazzi, ciao a tutti. Come state? Io vi chiedo sempre come state, ma non mi rispondete mai. Io spero che voi stiate bene. Cagliari permettendo, ovviamente, sempre Cagliari permettendo. Che quello purtroppo non ci potremo fa poco. Ci possiamo fare veramente molto poco. Ciao Giovanni. Tra l'altro ho scoperto che si possono fa alcune cose qua con la live di YouTube, carine, molto simili a Twitch. Tanto ciao Giovanni, oggi ho letto che per piccoli è quasi fatta. Cosa ne pensi? Io penso che di base non stiamo parlando di un profilo così malvagio, però sinceramente parlando io avrei puntato su altri profili. Se me ne chiedi uno in particolare ti dico banalmente un Onzola. Avrei puntato magari più su un Zola, su un Brunori, che secondo me è anche molto più incentivato a venire a Cagliari. Sono sull'amaca in giardino con la mia compagna. Bravo Ale, bravo, fai benissimo, fai benissimo. Non sto bene, sto abbonato, è bellissima. Weghorst, ecco, Weghorst io non lo conosco, cioè a parte il il sapere che è olandese, sono abbastanza ignorante sul giocatore, lo devo ammettere. Buonasera Giuseppe, buonasera a te. Comunque oggi, stasera, di cosa andremo a parlare? Di tutto, letteralmente di tutto, perché io sto anche un po' indietro con le notizie, quindi, non so se ci sono notizie diverse, però per esempio adesso posso fare grazie a YouTube
questa cosa, per esempio, secondo voi Piccoli è il profilo ci so mette mezz'ora per scrivere ideale per il Cagliari e possiamo far partire un sondaggio. È fighissima 'sta cosa. È una cazzata, perché è 'na stronzatina, però so quelle cose che mi ispirano. Ciao Spanna, un bacione, un abbraccione. Purtroppo sti giorni non sono riuscito a partecipare al salotto, mi dispiace ti giuro l'avrei voluto, ma o per un motivo o per un altro non ce l'ho mai fatta. Ti chiedo umilmente scusa. Sono un grande Del Pupo come news. Del Pupo è stato ceduto? Secondo te Pereiro è il profilo di finestra giusto per questa casa? Sì, sì, mi sembra un profilo abbastanza giusto. Sì, sì, tutto bene, a parte la stanchezza per il lavoro. Bene, bene, non ci lamentiamo dai, che qui appena te lamenti te purgano, a manetta proprio. Te invece tutto a posto? Vai pure sic. Va, non manca più nessuno, solo non si vedono i 2 leocorni. Ecco, il leocorno, 1. Eccolo qua. Ciao Simo, un bacione pure a te. No, no, in allenamento l'ha detto 131. Ah, solo un grande in quel senso, okay, non avevo capito. Non avevo capito. Ciao Emanuele, ciao Emanuele. Ciao Giuse, chi si rivede? Un abbraccione Giuse. Sessione di esami. Dai forte, dai forte. Poi tra l'altro, se non mi ricordo male, tu stai a farmacia e uno che te prescrive la cardioaspirina con la stagione del Cagliari in arrivo serve, quindi vai, vai, che ce servi. Oh, intanto nel sondaggio come sta andando? Abbiamo un praticamente diviso 3/4. 3/4 pensa che Piccoli è il profilo ideale per il Cagliari e 1/4 pensa che non lo sia. Grazie mille Spanna, grazie mille, un abbraccione anche a te. Speriamo di vederci il prima possibile su Salotto. Se riesco farò volentieri una scappata, assolutamente. Anche perché ti ho dato la parola e quindi lo devo fare, assolutamente. Anche perché mi fa piacere farlo. A me Piccoli non mi entusiasma. Guarda Ale, non sei l'unico, non sei l'unico. Preferirei l'effetto sorpresa di Kevin Carlos. Ecco, Kevin Carlos. Allora, bisogna tastare un attimo per bene la questione prime punte, perché abbiamo bisogno di giocatori in uscita per far arrivare giocatori in entrata. Vabbè che effettivamente 2 già so' uscite in realtà, perché Shomurodov e Petagna erano in prestito e sono tornati alle loro rispettive case madri. Però, secondo me bisognerebbe anche cedere in primis la Padula. Perché se no io temo che se arriva un acquisto in quel ruolo possa essere quel giocatore che sostanzialmente starà in mezzo alla Padula e Pavoletti. Piccoli ci sta, ma come riserva, così sarebbe un bel colpo. Sì, cioè logicamente parlando non è illogico quello che scrivi. Il problema è che molto probabilmente andrà a prendere, secondo me, un ingaggio, esoso, ma non esoso tipo 4, 5 milioni all'anno, però secondo me 1 milioncino all'anno lo andrà a prendere e spendere 1 milione all'anno per uno che ti deve fare la riserva, mh, mh, non mi convince particolarmente. Non gradirei scambio Luvumbo Sanabria, assolutamente no, perché non avrebbe assolutamente il minimo senso. Non avrebbe proprio il minimo senso.
A quanto pare salta Zortea. Questa cosa io l'ho letta dopo aver pubblicato il video di 2 giorni fa. L'ho letta esattamente dopo che l'ho pubblicato. Proprio non me ne va bene una. Non riesco a sta al passo delle notizie. L'ho letto anch'io che a quanto pare Zortea abbia già detto di no al Cagliari, staremo a vedere, però va preso qualcuno come quinto, assolutamente. E io continuo a pensare che a questo punto, essendoci Nicola, non possa esistere per quel ruolo un profilo più adatto di Manuel Lazzari dalla Lazio, che è in uscita tra l'altro. Secondo me è il profilo perfetto. La butto lì Piccoli in doppia cifra già dal girone di andata. Questa è una puntata importante, è una puntata molto importante. Se la prendi, tanto di cappello. La Padula secondo me in Serie B non ci va, ma non è detto che deve andare in un'altra di Serie B, magari può anche andare all'estero, tipo in Brasile. Zortea è un ottimo esterno per il Cagliari, ma Zortea è un ottimo esterno proprio a prescindere. Secondo me il Cagliari potrebbe essere quella piazza che è un upgrade rispetto alla piazza precedente e che gli permetterebbe ancora di più di mettersi in mostra, perché effettivamente il ragazzo ha delle qualità importanti. Comunque scuola Atalanta, non stiamo parlando dell'ultimo scappato di casa. Però dubito che, lui comunque voglia ancora andare in giro in prestito, secondo me. Forse vuole incominciare a giocare da titolare in una squadra importante. Buonasera Michele, la Padula quanto prende? 1.500.000? Mi pare di sì. Te lo cerco subito. Stipendi Cagliari Calcio. Tanto posso leggerli pure qui i commenti. Allora, mi serve Salary Sport. No, non era questo. Sì, vabbè, va bene pure questo, dai. La Padula non c'è segnato. Ah no, eccolo. Qua c'ho segnato stipendio annuale 2.000.000. La Padula c'ho segnato 2.000.000 qua. Non so se quello è effettivamente lo stipendio che percepisce ancora. Sortea vada via il Kyul, così lo capisci. Manuel Lazzari top sarebbe un gran colpo, assolutamente. Secondo me, guarda, non ti dico magari a titolo definitivo perché da quello che so lui comunque vuole andare via dalla Lazio, però secondo me, vorrebbe comunque rimanere nell'ottica di rientrare in una competizione europea. Quindi magari non a titolo definitivo, ma in prestito, magari con un diritto di riscatto ci potrebbe anche venire. E secondo me già lì avresti svoltato, perché avresti lui come titolare e ti concedo di tenere Zappa come riserva, perché Zappa come riserva ci può stare. Secondo me lì poi stai a posto, non devi fare assolutamente niente tranne che, cedere Di Pardo. Se finalmente ci liberiamo di Pereiro, da lì facciamo il milioncino per lo stipendio di Piccoli. Però cioè andare a spendere 1.000.000 di ingaggio per uno che non ti gioca titolare è importante, perché tu fino adesso hai pagato degli stipendi importanti a giocatori che non ti rendevano. Quindi se rischi di avere giocatori che non ti rendono e in più paghi pure 1.000.000 € per uno che non ti parte titolare, è un'ulteriore spesa che si può evitare, capito? Piccoli a me va pure bene, ma il metodo con cui lo si vuole portare a Cagliari mi fa schifo. 1.000.000 prima che magari ci 1.000.000 prima che magari ci può pure stare, ma il riscatto di 12 non ha senso di esistere. No, in realtà ha senso di esistere. Cioè non è una cosa illogica, serve anche alla squadra che te lo sta dando a far capire: "Guarda, a me piace, ti metto una cifra che tanto non pagherò mai, ma perché mi serve di prendere questo giocatore adesso". Ed è una cifra che se tu vai a confrontarla con quelle che sono le cifre del mercato attuale, non è una cifra nemmeno esagerata, se tu vai a vedere. Per quello che ha fatto Piccoli in queste Serie A, secondo me è una cifra esagerata, però la riesco a comprendere paradossalmente. Il fatto è che essendo appunto una cifra, tra virgolette, anche "normalizzata" da queste regole di calciomercato,
nulla ti vieta che se ottieni magari un piazzamento buono e Piccoli effettivamente ti rende, di pagare in realtà quei 12.000.000 €, perché ti potrebbe convenire. Perché comunque poi tu con quei 12.000.000 € lo togli ad una squadra che difficilmente lo sfrutterebbe come l'Atalanta. Oh Gio va, un bacione bello de casa, un bacione. Ciao Fausto, un bacione anche a te. Ciao a tutti ragazzi. Comunque arriverà un Mister X dall'Uruguay per sostituire Nandez. L'importante è che sia un Mister X valido, quello è l'importante. Ciao Manuel, ciao a tutti ragazzi, ciao a tutti. Non pensavo entravate così in tanti, devo essere sincero. Non lo pensavo. Mi fa piacere questa cosa, mi fa assolutamente piacere. Valverde, sì. Sta a venì Valverde. E intanto faccio terminare il sondaggio che è finito con un 75 per il sì e 25 per il no. Ciao a tutti ragazzi. Mi spiace ma la cazzata di Oristagno non m'è piaciuta, andava riscattato e alla malparata l'Inter avrebbe pagato la sua valorizzazione, ma noi valorizziamo i giocatori gratis. Assolutamente. Io me ne sono sentite no, in realtà no, però qualcuno ha contestato fortemente il fatto che, dicessi che era una cazzata non andare a riscattare Oristagno, perché molti mi dicevano: ma Oristagno dopo l'infortunio ha giocato male". Sì, ma quanto ha giocato in realtà Oristagno dopo che s'è infortunato? Ha giocato pochissimo in realtà Oristagno. Ha giocato veramente pochissimo e conseguentemente ha incominciato a trovare molto più spazio Gaetano, essendo giocatori simili. È normale. Io quello che, contesto è il concetto che c'è stato dietro il mancato riscatto di Oristagno, perché poi tu hai sostanzialmente regalato questa opportunità che tu conoscevi bene, sapevi quali erano i valori del giocatore e sapevi che ti sarebbe stato molto utile, hai deciso deliberatamente di non riscattarlo per una cifra ridicola, ridicola. Ma l'Inter l'avrebbe riscattato, avrebbe fatto il controriscatto. Sti cazzi, tu intanto lo prendi, perché quello che dovevi l'hai fatto. Bastava quello. Tu decidi di non farlo e adesso dove va Oristagno? In una squadra diretta concorrente per il tuo stesso obiettivo. Per quale cifra? 5.000.000 €. Uno in più de te. Sei un coglione. Se non lo riscatti, fondamentalmente sei un coglione. Cioè, non c'è tanto da girarci attorno. Ehm, e anche quest'anno siamo gli ultimi a presentare le maglie. Qualcuno no, in realtà non siamo gli ultimi. Molti non l'hanno ancora presentate. Sto Nicola vediamo, bisogna ancora approfondire bene il discorso. Mo' è cominciato adesso il ritiro in Sardegna e a breve, credo settimana prossima forse, partiranno per la Valle d'Aosta e staremo a vedere. Ecco, io forse non ci siamo mai confrontati effettivamente su Nicola, te lo dico Gio. A me non piace, non piace come allenatore e penso che c'erano altri profili molto più interessanti rispetto a quelli di Nicola, tra tutto Juric. Però, ormai l'allenatore è lui, quindi pieno supporto a Nicola, assolutamente. Non stiamo parlando di Giggs, buon giocatore ma era sempre rotto. Oristagno dice Alessandro? Ma Oristagno non è che era sempre rotto, s'è fatto male, se non me sbaglio, contro il Frosinone? Credo? Nella gara del ritorno? Ma non è che è stato sempre rotto. È che dopo che si è infortunato non è tornato a giocare con continuità, secondo me. Comunque dell'assenza di Nandez se n'è parlato poco, sostituire lui non è facile, i primi mesi soprattutto ne risentiremo la mancanza in mezzo al campo. Assolutamente sì, ma quella secondo me, è una mancanza paradossalmente molto più facile da poter colmare in realtà. Perché di giocatori con quelle caratteristiche ce ne sono, devono solo trovare il contesto giusto in cui sfoderarle. Non è detto che Cagliari per quei giocatori possa essere il contesto giusto. In questo caso lo era per Nandez, potrebbe non esserlo per i prossimi giocatori.
A Lecce, ecco, mi ricordavo che era una partita in trasferta, ma non mi ricordavo quale. Grazie Giuse. Manca a me Fausto, mi sorprende più niente ormai. Secondo me miro il Cagliari con questo calendario qua e con gli acquisti giusti si può salvare e puntare a zona di classifica decimi, undicesimi, ma ci metto la firma col sangue Manuel, ci metto la firma col sangue. Magari, magari. Me lo auguro così come me lo auguro per il Parma, che finalmente è tornato su dopo la semifinale che non v'abbiamo rubato, perché secondo me non ve l'abbiamo rubata, però era uno scontro che si è giocato troppo presto perché quello doveva essere la finale. Quindi sono contentissimo per voi. Tra l'altro avete fatto un acquisto intelligentissimo che è Valeri. Avete Miaila e Mann di cui io sono follemente innamorato e sono giocatori che vorrei volentieri al Cagliari, tra l'altro. Penso seriamente che voi potreste fare un campionato molto meglio di quello del Cagliari. Detto questo, io mi auguro il meglio per il Cagliari. Realisticamente parlando e basandomi su quello che è stato il trascorso del Cagliari degli ultimi anni, l'obiettivo è quello della salvezza e probabilmente sarà un'altra salvezza risicata all'ultimo. Ovviamente mi auguro che non sia così, mi auguro una salvezza con largo anticipo e mi auguro soprattutto di ottenere un traguardo, come hai detto tu, undicesimi, ma anche quattordicesimi, che non sia proprio la parte bassa della classifica. Felice acquisto strano, sono curioso di vederlo all'opera. Sinceramente anch'io, perché tra l'altro ho fatto anche la gaffa nel video pensando che giocasse principalmente come ala, quando in realtà è un esterno. Quindi sono curioso anch'io di vederlo. Credo che a questo punto Azzi sia in uscita, Augello sarà il titolare e Felice la riserva. Juric è brutto anche di fronte, non solo di profilo. No, Juric è un bel profilo. Mo lascia perdere che è brutto e pare quello che a Roma si chiama un beccamorto, un becchino sostanzialmente. Però secondo me era il profilo perfetto. Non è un profilo giusto Manuel Lazzari per questo Cagliari. Costa troppo, stiamo tagliando drasticamente gli stipendi alti. Sì, ma è in uscita. È in uscita dalla Lazio, la Lazio che sta rifondando. Tra l'altro, se c'è ancora Giovanni, se me lo può confermare o smentire, che Lazzari credo sia in uscita, o perlomeno comunque c'è la volontà di Lazzari di non proseguire alla Lazio. Questo è perlomeno quello che ho sentito e che ho saputo. Poi potrei sbagliarmi tranquillamente. Però perché non è un profilo giusto? Giocando con il centrocampo a 5, Lazzari è un classico giocatore che ti fa tutte e due le fasi, molto più portato per la fase offensiva piuttosto che quella difensiva, però comunque è un giocatore che ha fatto il grande salto da una squadra come la Spal alla Lazio, ha giocato svariate coppe europee, secondo me non esiste un profilo migliore di lui in realtà. Poi che stiamo tagliando drasticamente gli stipendi alti, quello sì, ma è chiaro che venendo a Cagliari anche lui deve capire che dovrà ridimensionarsi, perché non stai più in una squadra che lotta per determinati obiettivi. E attualmente col fatto che comunque non ha praticamente più giocato, o comunque ha giocato sporadicamente, non può arrivare nemmeno a pretendere uno stipendio più elevato. Sinceramente, se io vado a fare un'offerta per Lazzari e mi chiede 1,5 milioni di euro all'anno, sinceramente io 1,5 milioni glielo do a Lazzari. Cioè, glielo do per Eiro che non glielo do a Lazzari. Dai. Che lavoro fai? Il tabaccaio. Grazie mille, sì, me lo ricordo quella semifinale. Valeria assolutamente è un buon acquisto. Sì, assolutamente un buon acquisto, ma ottimo. Ma la questione di Lapadula secondo te come finirà? Io credo e spero verrà ceduto. Credo e spero che verrà ceduto. Ora che ci penso Radunovic dovrebbe partire, cercasi secondo portiere. Sul secondo portiere io avevo sentito Semper del Como, mo non so se è vero o meno. Ma invece le voci su Berezinski cosa ne pensi? Berezinski è un nome che orbita intorno al Cagliari credo da 4 o 5 anni.
puntualmente Beresischi sono 4, 5 anni che orbita attorno al Cagliari. Mo' tra qualche mese uscirà fuori pure ancora Venatti. Comunque cosa ne penso? Penso che sia un buon profilo, ma sinceramente non vedo un upgrade rispetto a un giocatore come Zappa. Se me devo tenè Zappa e poi andà a prende pure Beresischi, lo faccio solo se m'arriva un'offerta per Di Pardo. Ma se c'ho Di Pardo e c'ho ancora Zappa, non vado a puntà a Beresischi, perché effettivamente non avrei nessun upgrade per come la vedo io. Lumbo farà la seconda punta perché Nicola gioca con il 3-5-2, è l'unico ruolo dove lo vedo bene su quel modulo. Sì, assolutamente sì, però io credo che secondo me il Cagliari più o meno può cambiare sotto questo punto di vista, perché se si andrà a prendere anche Gaetano, se andremo a prendere anche Gaetano, non penso che si giocherà con il 3-5-2. Perché se andremo a prendere anche Gaetano ci sarà bisogno di cambiare le carte in tavola e di cambiare necessariamente anche il modulo. E l'unica soluzione che vedo è il 3-4-3. Quindi avere Luvumbo e Gaetano come 2 ali e poi giocare con una prima punta fisica. Pereiro sono io il vostro laser, esatto. Se arrivasse un'offerta tra i 15 e i 20 milioni, cederesti Luvumbo? Assolutamente no. Per farmi vacillare deve esse 30 milioni. Cioè, se tu mi dai 30 milioni, io te lo impacchetto e te lo porto. 15, 20 milioni, no. Perché potenzialmente potrebbe andare a valere molto di più. Non importa, prendiamo una macchina Suzuki. Ah, il portiere giapponese di colore, l'avevo visto. Secondo portiere si vociferava Silvestri. Non sarebbe per niente male, tra l'altro sarebbe pure un ritorno. Sarebbe pure un ritorno. Considerando che ci accostano per l'ennesimo anno, De Frel non fa una ancora De Frel. Madonna mia. Compreresti Lucca dall'Udinese? A me non piace, è solo alto. No, sinceramente non è male, perché non è male. Però non me fanno impazzire a me 'ste prime punte così. Quindi no. Una domanda Mira, Coppa Italia, le squadre partono tutti l'11 agosto? Se non me sbaglio l'11 agosto c'è il terzo turno. Ancora prima c'è il quarto turno, i primi di agosto, che se la giocano le squadre promosse dalla Serie C, se non me sbaglio. E quelle che hanno no, le squadre che hanno disputato i playoff di Serie C, ecco. Credo, credo. Poi per sicurezza dopo la live o adesso quando vuoi vai a controllà. Però se non me ne sbaglio comincia in realtà i primi di agosto la Coppa Italia. Speriamo di prendere Sanabria. Ecco, Sanabria è un profilo che a me interesserebbe, secondo me non sarebbe nemmeno male. Incostante, molto incostante, specialmente lo scorso anno. Però è un profilo che conosce già il campionato, quindi non sarebbe male. 3-4-1-2 e Gaetano trequartista. Anche questa è un'opzione che non mi sento di escludere, perché ha la sua logicità. E sarebbe anche in linea con quello che ha detto Nicola in conferenza stampa, quindi un Cagliari volenteroso, un Cagliari votato all'attacco, ci starebbe. Quest'anno non mi sbilancio, voglio prima vederli all'opera e poi se ne parlerà, anche perché la rosa non è al completo. Vabbè, assolutamente, stiamo avendo delle idee preliminari, ovviamente. Mo' so' curioso di andà a vedere quanto guadagna Antonio Sanabria. Antonio Sanabria, ingaggio. Eccolo il sito che cercavo, Capology.
No, effettivamente, guadagna abbastanza. Guadagna abbastanza di ingaggio perché prende 2.900.000, praticamente 3.000.000. È il secondo giocatore che prende di più, perché guadagna 2.960.000 €. Il primo è Zapata che ne prende 5 e Sanabria ne prende 2,9. Quindi effettivamente credo che Sanabria sia infattibile a livello di ingaggio. Questa volta Wild Forest ti devo dare ragione. Comunque, Fausto, perdonami, mi ero dimenticato di rispondere al tuo commento. Questo Kevin Carlos io sinceramente non l'ho visto, non lo conosco e mi astengo dal giudicarlo. Netto, netto, 2.900.000 netti. Johnny, sì, 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 assolutamente hai ragione. Hai ragione, sì, sì. Ci sono diverse varianti che si possono creare, poi dipende sempre dagli interpreti che hai. Buonasera Marco, un bacione. I primi di agosto iniziano i playoff con quelle di C e qualche squadra di C promossa ai playoff. Come la infatti, infatti. Tra l'altro noi affronteremo una tra Carrarese e Catania, mi sa. Eh sì, la vincente tra Carrarese e Catania affronterà noi. Esiste anche sì, ma quelli so' i moduli: 3-4-1-2, 3-4-2-1, 3-4-3, 3-5-2. Principalmente penso si continuerà con la difesa a 3. Perché comunque abbiamo visto anche dai dati che Nicola negli ultimi anni ha usato principalmente quel modulo. Quindi è logico pensare che, ci sarà un altro anno la difesa a 3. Nicola userà un altro anno la difesa a 3. Io con la difesa a 3 c'ho un po' i flashback del Vietnam di Lopez, devo essere sincero, però è capace che in realtà un Cagliari con la difesa a 3 possa incominciare a rendere. Bisognerà investire molto sui difensori centrali, quello sì. Ciao Tiziano, grazie mille, a me fa piacere che tu sia qui. A me fa molto piacere che tu sia qui. Però vi devo svelare questa piccola chicca. Io purtroppo negli ultimi tempi c'ho fatto caso, non so se l'avete notato, comunque alcune volte riesco a leggere i commenti, ma purtroppo ultimamente con il lavoro faccio davvero fatica a rispondervi, purtroppo, perché non riesco più a ritagliarmi quei 10 minuti di tempo. A leggervi la maggior parte delle volte vi leggo, ma a rispondermi mai. Ho notato che stanno incominciando a uscire fuori, non dico degli haters, ma delle persone che per partito preso me danno contro. Io purtroppo faccio pure le live per fare in modo che queste persone entrino, per avere un confronto. Oh, cazzo, non entrano mai, mai. E io rosico, rosico come un porco, vi giuro. Noi se battiamo il Palermo e il Napoli, batte il Modena, il turno dopo, se non mi sbaglio, ai 16esimi affrontiamo il Napoli con un bel Napoli-Parma. Partita tosta, eh. Mina dite che rimane? Mina ha una clausola di 2.000.000 €. Quindi qualsiasi club che vuole pagare quella cifra, il Cagliari non può dire o fare assolutamente nulla. Credo che in quel caso, forse solo Mina può eventualmente porre il veto e negare la cessione. Però, deve arrivare un'offerta. Cioè, se arriva un'offerta da 2.000.000 il Cagliari è costretto a accettarla, perché Mina ce l'ha da contratto questa clausola, che scade a inizio agosto.
Quindi se a inizio agosto non arriva nessuna offerta per Mina, Mina rimarrà un giocatore del Cagliari. O meglio, sì, Mina rimarrà effettivamente un giocatore del Cagliari. Comunque, secondo te quanto potrebbe costare Gaetano? Innanzitutto bisognerà vedere se Conte lo vorrà rendere partecipe del progetto del Napoli, perché se sarà un fuori progetto, secondo me potremmo avere anche qualche sconto. Si sa la data di presentazione delle maglie? Purtroppo no ragazzi, purtroppo no, perlomeno io non la so. Vorrei poterlo sapere, vorrei poter sapere come sono fatte, perché sono veramente curiosissimo, però non so assolutamente nulla, nulla, ma nulla di nulla. Quindi non so che dirvi, non so che dirvi. Vorrei sapete che fa no, adesso non mi rispondono. Vorrei provà a mandà un messaggio ad iSport per chiedere quando verranno presentate, ma tanto valgo meno di 0, non me lo diranno mai. Ah, la terza giornata già il Napoli, minchia. A noi del Parma le presentano il 19 luglio. Voi avrete ancora Puma l'anno prossimo come sponsor, Manuel? Ciao Roxy, sì, le ho viste, e stenderei un velo pietosissimo sulle maglie d'allenamento. Stenderei veramente un velo pietoso sulle maglie io spero che la bellezza del kit d'allenamento sia inversamente proporzionale alla bellezza delle maglie, perché quella d'allenamento è un pugno in un occhio proprio. Ok la clausola, ma il trasferimento di Mina dipenderebbe sempre dalla volontà del giocatore. Sì, infatti l'ho detto, Iarzero, l'ho detto, l'unico che potrebbe mettere il veto è Mina, perché è una clausola sul suo contratto. Quindi non è un qualcosa legato al Cagliari, credo. Credo fosse già presente in un contratto precedente, oppure è un qualcosa che hanno voluto i procuratori, non lo so. Comunque sta di fatto che c'è questa clausola. Se una squadra viene ad offrire questi 2 milioni, il Cagliari deve solo accettare e poi eventualmente è Mina a dire accetto o non accetto. No, Miro Pereiro fa parte di situazioni deficitarie che non dovranno più ripetersi. Uno come Lazzari vuole un ingaggio, vuole un nell'ingaggio. Non ho capito cosa vuole un nell'ingaggio. Allora, Manuel Lazzari, facciamo così. Qua, Lazio, così lo vedo subito. Manuel Lazzari al momento alla Lazio prende 3 milioni. Ok, 3 milioni e 150 mila euro. Comunque no Marco, non ho visto la conferenza stampa di Pavoletti e non penso che la guarderò perché dubito uscirà fuori un qualcosa di interessante. Vuoi per le domande, vuoi per il periodo e vuoi per la persona che intervista, con tutto il rispetto per Pavoletti, ma perché proprio essendo un giocatore non credo che ci sia qualcosa di interessante da ascoltare. Stavo parlando di Manuel Lazzari. Lui prende 3 milioni e 150 mila euro. Ha 30 anni, il suo valore di mercato è 4 milioni e quest'anno ha giocato, lui che era sostanzialmente al centro del progetto, 31 partite su non so quante disponibili. Non ha segnato e ha messo a referto soltanto 2 assist con 4 ammonizioni e un'espulsione. Inoltre credo che in realtà la maggior parte delle partite le abbia giocate a partita in corso. Nell'ultimo periodo del campionato la maggior parte no, non le ha cominciate a partita in corso
però ha giocato molti pochi minuti. 1, 2, 3, 4, solo 4 nel girone di ritorno, solo 4 volte nel girone di ritorno ha giocato tutti a 90 minuti. Per un giocatore simile non penso che può arrivare a pretendere 3.000.000, perché tu comunque hai bisogno di essere rivalorizzato. Perché tu, se continui a giocare così alla Lazio, vai in un declino inesorabile, visto che nelle gerarchie è dietro a Isai, è dietro a Marusic, è dietro a qualsiasi terzino, qualsiasi. Secondo me, se tu gli dimezzi lo stipendio e gli dai 1.500.000 e lo metti al centro del progetto, lui accetta, ma tranquillamente proprio. Se poi tu mi dici che secondo te 1.500.000 per Lazzari è eccessivo, quello è una cosa soggettiva, per come la vedo io. Però secondo me è una cifra che vale tranquillamente 1.500.000 Lazzari. Sai cosa penso, Miro? Che Mina secondo me rimane al Cagliari anche perché gli ha ridato la nazionale, ma io me lo auguro. Sperando che levino i colletti dalle maglie, per carità. Se il colletto è fatto bene, la impreziosisce la maglia. Secondo me se arriva Lazzari lo stipendio se lo abbassa anche sul milione singolo, no, sul 1.500.000 già è molto più plausibile. Ciao Roberto, un bacione. Però non è se arriva, ragazzi, Lazzari è ancora un giocatore della Lazio, è una mia idea, secondo me a me piacerebbe Lazzari concettualmente. Lo ritengo un profilo adatto, per quello l'ho nominato, ma non c'è nessun tipo di trattativa che io sappia. Per ora siamo molto deboli, forse anche più dello scorso anno, ma siamo comunque ancora al 12 di agosto. Ci sta, ci può stare. Mocco, sempre dato contro alla società, non è che smetto adesso, però quando c'ha ragione, c'ha ragione. Stiamo ancora al 12 di agosto, al 12 di luglio, è normale che tu al 12 di luglio non hai la squadra pronta. Buonasera Alessio, buonasera Serafino. Cosa ne pensi di Felice? Un ragazzo di Roma che ha giocato con la Feral Pisalò. Non lo conosco. L'ho visto praticamente solo in foto e tra l'altro mi sembra che c'ha la dentiera. Cioè, dalle foto che gli fanno, sembra che ci abbia tipo la dentiera. Cioè, sembra che c'è crollata la borraccia. Sembra che c'è i denti finti. Non so se ci ho avuto solo io questa impressione. Io andrei in Brasile a comprare giovani talenti come Lino Banfi. Andiamo a trovare il nuovo Aristoteles. Bisogna aspettare la valutazione di Baroni per il momento. Assolutamente sì. Lazzari non mi convince per l'età e poi mai fare affare con lo Tirchio, quello ti prende pure il centesimo caduto a terra. Sì, però visto che stanno ridimensionando, cioè se tu vai a vedere a quanto è stato venduto Luis Alberto, è stato venduto a 10 milioni, Felipe Anderson è andato via a 0, Immobile sta andando via a 3 milioni. Comunque non sono cifre esose. Il valore di mercato di Lazzari è di 4 milioni, mi pare, l'ho detto adesso poi. 4 milioni, cioè non è chissà quanto. 4 milioni penso che il Cagliari sia ancora in grado di poterli spendere. Ne hai spesi 3,5 per Luperto, 4 per Lazzari, penso si possa fare. Cagliari per Algasib confermato, sì, assolutamente sì. Purtroppo io sono veramente curioso di vedere come saranno le nuove maglie. Sono veramente molto curioso. Per il momento la squadra che deluderà di più, credo che quest'anno deluderà di più con le magliette, è la Roma, che l'anno scorso ha fatto
3 capolavori. Mi duole dirlo da antiromanista, ma ha fatto 3 capolavori, una meglio dell'altra. E invece quest'anno sono orribili, una più brutta dell'altra. Quest'anno Adidas ha toppato con la Roma. Peccato, peccato. Ho visto poi la prima maglia della Lazio è carina, la terza maglia, quella nera, è orribile, della Lazio. È molto bella secondo me quella del Milan. La prima maglia del Milan mi piace. Sì, ma a 30 anni, più di 2 stagioni buone non potrebbe dare. Poi un ruolo come il terzino devi correre 90 minuti a ogni anno che vai avanti si corre sempre meno. Sì, assolutamente sì. Però arrivi a un certo punto in cui tu diventi intelligente e devi incominciare a capire bene quando correre e la tua corsa non deve diventare, ehm, come posso dire, continua per tutto l'arco dei 90 minuti, deve diventare cadenzata, devi essere intelligente nel dosare bene la forza della corsa e la velocità. Se tu fai quello, che tu abbia 30 anni o 42, nel ruolo di terzino, puoi ancora dire la tua, per come la vedo io. Secondo te Goldaniga e Dossena faranno bene in Lombardia? Assolutamente sì. Provi simpatia più per la Lazio che per la Roma? Assolutamente sì, non l'ho mai negato. Mai negato. Tant'è che molti pensano che io in realtà sia laziale, solo perché ho sempre ammesso che se non fossi stato del Cagliari sarei stato cioè sarei stato tifoso della Lazio, perché ho sempre provato molta più simpatia per la Lazio che per la Roma. Infatti c'è stato un commento sotto un video, adesso non mi ricordo precisamente quale, che m'ha fatto molto ride, perché era tipo: "Grande Miro, mi stai troppo simpatico perché tifi la Lazio e simpatizzi il Cagliari, come me". E poi tipo qualche video dopo ha commentato scrivendo: "Forza Cagliari". Okay. Buonasera Danilo, buonasera, buonasera a te. È vero che a Roma sono in maggioranza i romanisti rispetto ai laziali? Assolutamente sì, assolutamente sì. Facendo più o meno una stima su 6 persone, 5 so' della Roma e 1 è della Lazio. Comunque sì, so' in netta minoranza rispetto ai romanisti. La Lazio ufficiale ha dato via Immobile, buono a sapesse. Tiziano Sinistro e Borussia Dortmund in finale di Champions era un ragazzino fortissimo. Terzino vatte a ricordà. A parte quest'anno non l'ho vista la finale Champions. Non l'ho vista. Cosa ne pensi di De Socus? Resterà in rosa per te? Ma non è già andato via? È andato al Cittadella. O me so' perso qualcosa? Non è stato ceduto al Cittadella, ragazzi. Mi state a fa venì i dubbi. Scusate, mo lo devo andà a cercà. Jacopo De Socus. Eh sì, infatti sta al Cittadella. Quindi non resterà in rosa evidentemente. Comunque è un ragazzo che a me piace molto. Sul Giulini si sta impegnando abbiamo vedute molto diverse, ma molto, molto diverse. Cosa ne pensi di Spanna del Salotto Rossoblu? Che è un bravissimo ragazzo, ha fatto un notevole miglioramento nella gestione delle live ed è veramente tanta roba. Veramente tanta, tanta roba. A discapito di quello che si possa pensare, ehm io sono sempre stato uno che ha cercato e sperato che che molta più gente tifosa del Cagliari arrivasse su YouTube, perché, è bello essere presi d'esempio, per esempio come lo è Andrea, come punto di riferimento per la community del Cagliari su YouTube.
però siamo ancora in poche voci rispetto al numero di tifosi che ci sono. Quindi quando riescono ad emergere queste nuove facce, queste nuove voci, a prescindere che io possa essere d'accordo o meno con le loro opinioni, è sempre bello, perché più opzioni noi tifosi, e includo anche me, abbiamo per poter scambiare opinioni, per poter confrontarci e meglio è. Si riuscirà sempre e solo a crescere. Con tutto che, tra virgolette, "ne va del mio" tra miliardi di virgolette, "lavoro" qui su YouTube perché, magari le visual che fa lui potrei non farle io, ma a me sinceramente non me frega un cazzo. Io sono contento che ci siano persone come Spanna, specialmente come Spanna o altre persone, perché più si parla del Cagliari, più persone parlano del Cagliari e meglio è, a prescindere. A prescindere. Miro e mai saranno rossoblu beh, vorrei vede hai in programma di venire in Sardegna, se non dico male tu non ci sei mai stato. Esatto. Purtroppo dici bene. Avresti offerto all'immobile 3 anni di contratto? No. A che cifre? 0. Vorrei fare un piccolo confronto con te. Volentieri Danilo. Hai detto qualche mese fa che per te Mari non è un giocatore un po' anonimo, che non sapevi in che ruolo effettivamente giocasse. Ha fatto un signore europeo. Secondo me la Romania ha fatto un signore europeo e Nandez e Marin, secondo me, ha vissuto un po' di luce riflessa per un rigore e per un tiro. Poi io mo' le partite della Romania non è che le abbia proprio viste benissimo, però per quello che avevo visto, secondo me io avevo puntato anche la Romania come sorpresa di questo europeo. Purtroppo così non è stato perché hanno perso, se non me sbaglio, contro l'Olanda, però rimango dell'idea che queste competizioni possono essere fuorvianti talvolta. Io mi auguro che quello che abbia fatto vedere di buono all'Europeo possa farlo vedere di nuovo in campionato. Però ho, i miei motivi per dubitarlo. Ho i miei motivi. Hai un obiettivo come il numero di iscritti su YouTube? Hai mai pensato di parlare della Serie A in genere come fanno tanti youtuber? Allora, non mi chiedete perché, ma sono molto contento quando voi mi fate questo tipo di domande, non lo so perché, è un mio feticcio. Allora, come obiettivo assolutamente no, non ho mai avuto obiettivi, come numero di iscritti su YouTube. Questa cosa va, purtroppo a, negativizzare la mia esperienza su YouTube. Perché? Perché non avendo obiettivi, e prendendo tutto quello che mi arriva come di guadagnato, ehm, tendo sostanzialmente a svilire me stesso automaticamente. Quindi, molti diciamo anche youtuber abbastanza importanti della scena calcistica mi, hanno cazziato dicendomi: "Ti devi creare degli obiettivi, devi avere in mente degli obiettivi se vuoi fare di questo un lavoro". Non è una cosa facile perché voi non so se lo sapete, io ho cominciato a fare YouTube quando veramente su YouTube c'era soltanto Farenz, Yotobi, Wilwush e i Pantellas. Quindi sto parlando di veramente tanti anni fa, tant'è che quest'anno, il 26 giugno, il canale la creazione del canale ha compiuto, 2008, 16 anni. Il mio canale ha 16 anni di età. Potrebbe essere più grande di alcuni di voi, paradossalmente. E quindi ho sempre avuto il mio modo di vivere YouTube. E quello che dici tu di parlare della Serie A in generale, non è sbagliata come cosa e non mi dispiacerebbe nemmeno farlo, se non fosse che si creerebbe un effetto che io personalmente odio. Sapete quella cosa, non fare agli altri quello che vuoi, quello che non vuoi venga fatto a te? Quando io sento parlare gente che dice cose sul Cagliari e capisci che non segue il Cagliari proprio da quelle cose che dice, perché non è dentro l'ambiente e spara un sacco di cazzate, a me dà fastidio. E sapere che potrei fare questa cosa io con altre squadre, di cui non mi frega un cazzo, com'è giusto che sia, perché non le tifo, non mi fa impazzire, ecco.
Mi piacerebbe perché mi piace il calcio e mi darebbe l'opportunità di guardarmi tutte le partite ed è una cosa che farei più che volentieri, ma andrebbe a cozzare con il fatto che purtroppo ho un lavoro che purtroppo mi preclude alcune volte anche la possibilità di vedere il Cagliari, quindi sarebbe difficile. Spero di essere stato abbastanza esaustivo. Anche perché nelle TV nazionali non ci caga nessuno, ma a meno che tu non ti chiami Inter, Milan, Juve, non ti cagherà mai nessuno. Vai tranquillo. Le uniche informazioni le abbiamo in rete, esatto. Marin rimane, lo immaginavo anche perché ritrova Nicola. Marco, continui su Twitch la carriera su Football Manager? Oh, un'altra domanda che mi riempie il cuore di gioia. E non è sarcasmo, Marco, è veramente. Allora, io voglio continuare questa carriera. Ho notato, e purtroppo devo cominciare a farlo perché vorrei effettivamente cominciare a rendere questo un lavoro, vorrei riuscirci, che, i risultati qua su YouTube non è stato apprezzato. Nel senso, il primo episodio era andato un po' me, il secondo è andato proprio male. Mi piacerebbe farla su Twitch. C'è la problematica tempistica, non la problema, la problematica tempistica. Spero di riuscirci, però è complicato perché se lavoro, la mattina, comunque il pomeriggio, o devo cercare idee per il video, o comunque devo fare qualcosa qui a casa, o comunque devo passare del tempo, come è giusto che sia, con la mia ragazza, visto che lei lavora fino al pomeriggio, io torno a casa prima e non abbiamo un momento proprio per stare insieme, se non la sera. Se faccio pomeriggio, torno a casa distrutto, torno a casa alle 9, tempo di mangiare, dammi una lavata e la serata è finita. È ancora peggio se poi magari faccio sera, faccio il turno di pomeriggio, il giorno dopo c'ho mattina, perché mi devo svegliare alle 5 di mattina. Ci sono delle problematiche importanti. Purtroppo sto lavoro è abbastanza limitante sotto questo punto di vista, però io la carriera la voglio continuà e l'unica soluzione è Twitch, perché anche su YouTube, potrebbe andarmi a "rovinare" tra virgolette il canale se la continuo qui, ed è una cosa che vorrei evitare. Quindi l'unica soluzione concreta è Twitch. Bisogna capire il quando. Bisogna capire il quando, però volentieri. Vai, lascia. Ciao qui. Volentieri. Mi dai una stecca di Levia alla menta. Ma mo stanno tutti in fissa con le Levia. Pensavo lavorassi in una fabbrica che parlavi di turni. No, non lavoro in fabbrica, lavoro in una tabaccheria. Ho appena letto che Marco Rogge è diventato capitano della Dinamo Zagabria. Sarà difficile che torni a gennaio. Ma il prestito è secco da quello che sappia io, quindi dovrebbe tornare a prescindere. Poi se si intavolerà di conseguenza un'altra trattativa, buon per lui, cioè sono contento per lui. Ha ritrovato un ambiente in cui riesce a rendere. Non ho ben capito se sei contento del fatto che Marin sia in rosa col Cagliari o l'avresti venduto. No, io l'avrei venduto. Io Marin l'avrei venduto. Tranquillamente, beatamente. Non mi sarei fatto troppi problemi. Anzi, proprio in vista di questa esperienza che ho avuto all'Europeo in cui è stato un po' sotto le luci della ribalta, avrei tentato di fare anche una plusvalenza, visto pure quello che l'abbiamo pagato. A gennaio torna, ma non aspettiamoci che ritorni il ROG di una volta. Ovviamente, dopo 2 crociati rotti non può tornare il ROG di una volta, ci mancherebbe. Però io sarei contento anche semplicemente di vedere un ROG con una faccia serena, ecco. L'ultima volta che l'ho visto con la faccia serena, fortunatamente è stato la finale col Bari. Poi purtroppo
È stato veramente sfigato Marcolino, quindi gli auguro il meglio in tutto e per tutto. Miro, perdonami, puoi linkare il tuo canale della piattaforma Viola così vado ad iscrivermi? Guarda, lo trovi nella descrizione. Se non erro in descrizione dovresti trovarlo. Sì, è il primo link. Tu clicchi su altro, guarda, faccio un inception di inquadrature. Te lo faccio vedere qua dall'iPad. Se tu clicchi su altro, che sta qui, clicchi qua su altro, guarda, clicco io, clicca su altro, ecco qua. Ti compare questa qua, link di riferimento, il primo link è il canale Twitch. Vai. Hai tutto lì. E ti ringrazio ovviamente in maniera preventiva dell'iscrizione. Grazie mille. Trovi anche tutti gli altri social. Il canale Telegram è un po' morto. Vorrei cercare di diventare più attivo, regà. Non pensate sia semplice, ma è complicato farlo diventà un lavoro questo, abbastanza complicato. Ciao Alberto, ti seguo da Conegliano, nella provincia di Treviso. Conegliano è per caso il paese che ha dato i natali a Del Piero? Potrei sbagliarmi? Comunque c'è nato qualcuno a Conegliano, ne sono certo, di quello ne sono certo. Però così di primo acchito mi è venuto in mente Del Piero. Com'è la situazione caldo giù a Roma? Sto sudando. Ho la testa lucida. No, ti giuro, sto sudando con tutto col ventilatore che gira, eccetera, eccetera, sto sudando. Fa veramente caldo. Poi io soffro da morire al caldo, io sono un tipo da freddo. Io amo il freddo. Saresti contento se Pinamonti venisse a Cagliari? Nì. Anche lui molto incostante, molto incostante. E secondo me anche abbastanza sopravvalutato. Con questo non sto dicendo che è una pippa al sugo, solo che è abbastanza sopravvalutato. Tanto fatemi spegne pure la luce che pure quella fa callo. Ciao Alessandro, ciao. C'ho anche una notevole arzura, come si suol dire. Tra l'altro ci stavo facendo caso adesso. Mi mancano 10 iscritti ai 3500. Eh sì, ho 3490 iscritti. Mi mancano 10 iscritti ai 3500. E mi mancano 20.000 visualizzazioni per raggiungere il 1.000.000 di visualizzazioni, ragazzi. Poi tra l'altro, giusto per far vedere, non è che ve sto a di fregnacce, cioè veramente il canale ha fatto 16 anni. Guarda, ok. Oh, niente. Ok. Questa è la descrizione del mio canale, si vede male, però data di iscrizione 26 giugno 2008, data che purtroppo per me è nefasta perché coincide anche con la dipartita di mia nonna, ahimè, che è morta proprio 2 anni prima, l'anno del mondiale, il 26 giugno del 2006, giorno in cui si giocò Italia-Australia 1-0 con gol de Totti. Poi guadagna 3 milioni se non sbaglio. Sì, Pinamonti guadagna abbastanza. Una curiosità, non per farmi affari tuoi, ma ti sei trasferito? Io ricordo che facevi live in un'altra postazione. Sì, Ale, assolutamente sì. Assolutamente sì, mi sono trasferito. L'avevo pure detto, in realtà. Comunque sì, mi sono trasferito. Al momento attuale non sto più, quella che tu hai visto tempo fa era casa mia, la mia cameretta. Anche questa è casa mia, però adesso convivo con la mia ragazza. Quindi quella era la casa dove sono nato e cresciuto e vissuto fino ai 27 anni praticamente, e da giugno dell'anno scorso che in realtà sto qui. Quindi è un anno che convivo qui. Il tifoso su YouTube lo devi intercettare, poi si cresce sempre più. In che senso lo devo intercettare?
Luperto Felice e Piccoli siamo più scarsi dell'anno scorso, ma siamo anche al 12 di luglio però Ale. Siamo anche al 12 di luglio. Pronostico per la finale della Spagna-Inghilterra, io spero che vinca la Spagna. Perché penso che sia la nazionale che se lo meriti di più. A conigliare è nato Del Piero. Vedi Alberto, sembro stupido, invece sono solo deficiente. No, infatti mi ricordava qualcosa. Mi ricordava qualcosa Conigliano. Non vuoi fare un figlio è presto. Non è che è presto, è che ci vogliono delle sicurezze che al momento non ho. Purtroppo non ho. Segui con costanza la nazionale, io da sardo mi sento molto distaccato. Dipende cosa intendi tu con costanza. Non ho amiche che si chiamano Costanza, ecco. No, tralasciando le cazzate. Nì, nel senso, da tifoso medio io principalmente mi guardo le gare più importanti. Se c'è un turno di qualificazione Italia-Gibilterra, non è che mi strappo le vesti per andare a vederlo, no. Se c'è l'ultima partita utile per qualificarsi per X competizione, ovviamente me la guardo. L'Europeo me lo guardo, il Mondiale, grazie al cazzo, me lo guardo. No, non tifo la nazionale come tifo il Cagliari, ovviamente no. Assolutamente no. No, 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 no. In questo caso sì, sono più distaccato rispetto al Cagliari. Sicuramente saranno voci intanto ciao Luciano. Sicuramente saranno voci di corridoio, pare ci sia un interessamento Penzola, io ci credo poco, certo sarebbe un ottimo acquisto per il Cagliari. Condivido appieno. Un giorno se tu avessi la possibilità di lavorare in Sardegna, magari vicino a Cagliari, ti piacerebbe? Minchia. Il sogno de' 'na vita. Il sogno di una vita. Che poi tra l'altro mi stava venì in mente la malsana idea, ma malsanissima proprio, di fare una mattata per la prima giornata, che essendo per me il derby, perché è Cagliari-Roma, se riuscivo di fare di a di venire per la prima volta in Sardegna e andarmi a vedere il derby. Sarebbe una mattata. Dovrei prenotarli già adesso tecnicamente, perché dopo sarà un salasso se li voglio prende dopo. Il problema è che non ce l'ho per farlo. Voli, così per curiosità. Tra l'altro fatemi aprì la chat qui perché sennò poi non vi riesco a legge. Assolutamente Alessandro, assolutamente. Voli, Roma, Cagliari quando c'è sabato alle 6 mi pare? La prima giornata del Cagliari. Allora, lo cerco insieme a voi. Sarebbe bello fare 15 punti. È tosta. È tosta. Domenica 18 agosto alle 20:45. Okay. Domenica 18 agosto alle 20:45. Vediamo che prezzi ce spara. 111 €. 111 € da Roma a Cagliari. Non si può fa'. Non si può fa' regà, non si può fa'. Una piccola curiosità, cosa ne pensi della situazione La Padula? Tu lo terresti? No. No, 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 no. Grazie G Omega YSVY, l'unico modo che c'ho per pronunciarlo. No, che davvero, grazie mille veramente. Stai dando fiducia ad uno che ormai nemmeno fa più live su Twitch, quindi grazie. Fino a che ora stai in live? Dai, fammelo altri 10 minuti che poi devo andare che oggi m'hanno rotto il culo al lavoro. Una piccola curiosità, cosa ne pensi della situazione della Padula, stavo dicendo? Non lo terrei, non lo terrei. Perché comunque ha una certa età, ha un ingaggio importante,
viene da degli infortuni che lo hanno costretto a stare molte volte fermo. Quando è tornato, a me personalmente non ha convinto, quindi si sono creati sostanzialmente tutti i presupposti che portano, secondo me, alla cessione di Lapadula. Se vai a vedere la partita in che settore vai? Non lo so Marco, ma, penso che non abbia nemmeno importanza. Idealisticamente parlando, ti direi curva nord, ma mi andrebbe bene anche il settore là, curva futura, andrei pure lì, non mi importa una sega, cioè. La prima volta andrebbe bene dappertutto. Detto così è molto fraintendibile. Attenzione, non è quello che volevo intendere, Però no, qualsiasi settore andrebbe bene, che sia curva nord, che sia distinti, che sia tribuna, poco importa. Ti piacerebbe l'Oriental Cagliari? Sì, tra quelli del Sassuolo è quello che mi piace di più. Quanto costa secondo te tenere il ventilatore acceso ogni notte? Non ne ho idea, ma tanto questo ha il timer. C'ho il telecomandino qua, questo c'ha il timer. Vedi, time. Quindi io metto il timer. Non sta acceso tutta la notte. Alessandro, sarai all'Olimpico per Lazio Cagliari il 3 novembre, farò di tutto per esserci, ma probabilmente ci sarò. Credo di sì, questo perché, la partita viene 8 giorni prima del mio compleanno, quindi potrei riuscire a farmi regalare i biglietti come regalo di compleanno. Riuscirei a trovare un escamotage per venirci. Questione Marin, l'aver scelto l'Empoli l'anno scorso, pretendendo di restare lì anziché tornare a Cagliari come era giusto, la dice tutta sul giocatore che secondo me non peronerà la nostra causa, perorerà la nostra causa. Lo sai che c'è? Non è tanto una questione di scegliere, l'Empoli, scegliere il Cagliari o quant'altro. È che io credo che anche ad Empoli abbia dimostrato di essere un giocatore fortemente molto incostante. Banalmente quello. È quello il problema. Poi sul fatto che possa essere dentro la causa rossoblù, quello poco male, perché un giocatore può anche avere a cuore la causa rossoblù, ma per secondi fini, magari banalmente per aumentare la sua valutazione o per usare il Cagliari come trampolino di lancio, non è quello. È francamente ammirevole che un non sardo sia così legato al Cagliari, davvero ti ringrazio Ale, ma non sono niente di più, niente di meno che un tifoso. Sono banalmente un tifoso del Cagliari, nulla di più e nulla di meno, come penso tutti qua dentro. Non sono assolutamente diverso da nessuno di voi, ma proprio per niente. L'unica cosa che molti non capiscono è che io capisco il motivo per cui lo dite, però io ci tengo sempre a specificarlo. Io non mi sento e non mi sentirò mai sardo. E molti la prendono come un insulto questa cosa, quando in realtà non lo è, anzi è il completo opposto. Per te stanno meglio Cellino o Giolini? Nessuno dei 2. Nessuno è meglio dell'altro. Perché ti hanno rimproverato al non m'hanno rimproverato al lavoro. Ho detto che m'hanno rimproverato. Finora ti è capitato di essere fermato per una foto a Roma? Mi è successo l'ultima volta che sono andato allo stadio. E tra l'altro ero tipo fortemente a disagio perché non me l'aspetto, è quello il fatto, non penso di essere una di quelle persone a cui possono chiedere una cosa simile. E te lo dì fa piacere, mi hanno chiesto di fa un video per un signore
e mi è successo solo quella volta. La prima partita che hai visto in TV del Cagliari, la mia era un Roma-Cagliari con gol di Conti e forse il Cabir. Come no? Come no? Allora quella che hai visto era la seconda giornata, se non mi sbaglio, della stagione 2011-2012. Te lo controllo subito. Vediamo se c'ho azzeccato, perché se c'ho azzeccato mi devi fare una statua. No, c'ho azzeccato. Guarda, la seconda giornata 2011-2012, Roma-Cagliari 1-2. Che in realtà era la seconda giornata, ma venne giocata come prima perché la prima giornata venne slittata a causa di uno sciopero dei giocatori. Cioè, mi ricordo ste cose e non mi ricordo quello che ho mangiato oggi a cena, vi rendete conto? Vi rendete conto? Ma se ad esempio sei indistinti all'Olimpico, c'è la possibilità che ti facciano ugualmente entrare nel settore ospiti tra i sardi? È solo una mia curiosità. Allora Ale, ti svelo questa cosa che con me ha funzionato perlomeno io qua non ho la tracolla purtroppo. Mo c'ho tipo, non so se è proprio la tessera del tifoso, comunque c'ho la tesserina del Cagliari che mi hanno regalato. Non entrare nei distinti, nel senso prendi i biglietti, anche non per il settore ospiti, con me tutte le volte che l'ho fatto ha funzionato, specialmente contro la Roma, perché è più ampio il numero dei tifosi. Tu prendi i biglietti per i distinti, ma non del settore ospiti. E tutti presenti, non entri nel tuo settore, quello per cui hai comprato il biglietto, ma vai direttamente al settore ospiti. Preferibilmente vacci magari con un giacchettino o comunque con addosso della roba del Cagliari, ma non falla vedere proprio sbandierando le 420. Vai lì, dici: "Io sono un tifoso del Cagliari, però ho il biglietto per il settore che non è indirizzato ai tifosi del Cagliari". A me tutte le volte che abbiamo fatto così, io, mio zio e mio cugino abbiamo sempre fatto così perché non avevamo la tessera del tifoso, sebbene non penso fosse mai stata una trasferta a rischio, e tutte le volte ci hanno fatto entrare nel settore ospiti. Non ci hanno mai fatto problemi. Quindi vai tranquillo. Tra l'altro m'ha sconvolto che l'ultima volta che so andato allo stadio e 'sta cosa mi mancava perché era da un paio d'anni che non ci andavo, ti controllano anche le scarpe ora. Era una cosa che io non sapevo. Beh, quindi questo Piccoli ci ispira? A me non particolarmente. Simone, volevo chiederti una curiosità, ma il tuo cognome è della zona di Olbia in Sardegna? No, il mio cognome è della zona di Siniscola, o meglio, mio nonno, che è nato a Siniscola, ehm, a portava quel cognome. Che io sappia è comunque Nuoro, Siniscola, quelle parti lì. Anzi, mi è stato detto da una persona in realtà, quando lavoravo all'altra tabaccheria, che a Nuoro in realtà c'è proprio un quartiere che porta il mio cognome. Non so se è vero, chi abita a Nuoro me lo confermerà o me lo smentirà questa cosa, però mi è stato detto che a Nuoro, o a Siniscola, adesso non ho ben capito, o non so dove, c'è un quartiere che si chiama quartiere Bandinu. Mo' voi me lo confermerete eventualmente. Sai perché Andrea Mereo non fa più video? Credo banalmente per questioni lavorative. E te la ricordavi come prima perché effettivamente è stata giocata come prima giornata, ma in realtà la prima non lo era. Era la seconda giornata. Grazie mille Gianluca, grazie mille, grazie mille. Farebbe piacere anche a me, ma ho troppa paura di fare la figura dell'ignorante, banalmente. Perché parlerei di cose che io non so, sono cose che io non so, quindi sarebbe
non lo so, controproducente secondo me, però grazie mille per l'iscrizione, veramente. Molto, molto apprezzata. Quando ci sarà Roma Cagliari all'Olimpico, se non mi sbaglio più o meno verso marzo. Si vede bene la partita all'Olimpico, uno stadio che mi ha sempre ispirato parecchio. Si vede di merda dall'Olimpico. Non so se la tua fosse una domanda o un'affermazione, ma si vede di merda perché c'è la pista d'atletica. Quando faranno lo stadio apriranno anche una tabaccheria. Vieni a Cagliari. Volentieri, guarda, a me l'importante è che dentro la tabaccheria non ci siano tutti i ludopatici che c'ho in quella da adesso. Mi basterebbe quello. Perché sono un genio, Robè? Conosci un paese in provincia di Nuoro che si chiama Fonni? No. Ragazzi, io ho una conoscenza limitatissima della Sardegna. Ma non pensate che io sappia tutte ste cose, cioè. Io conosco giusto ovviamente Cagliari, vagamente il circondario di Cagliari, le città più importanti, come ovvio che sia, e basta. Basta. Per esempio, non so quali sono le località più turistiche, cioè per dirve conosco la Caletta, conosco ovviamente Villa Simius, il Poetto, eccetera, eccetera. Ah, a Olbia c'è. Ok, perfetto. Allora me ne sono sbagliato, non era Nuoro, ma era Olbia. Ok, ok. No, Calagonone non la conosco. Conosco la Caletta, ma lì me fermo. Ragazzi, ho una conoscenza limitatissima, veramente molto, molto limitata. Vabbè, Arizzo, ma giusto perché il Cagliari ci andava in ritiro, perché sennò chi la conosceva? Certo Marco, certo che la conosco. Assolutamente sì. Ma t'ho detto Marco, le città più importanti le conosco, però non le ho mai viste. Non so nemmeno se le vedrò mai. Arizzo sì, credo sia in provincia di Nuoro. E io intanto ragazzi vi annuncio che mi fumo l'ultima sigaretta e poi chiudo, anche perché praticamente sto sfrattando la mia ragazza dalla nostra camera. Quindi mi fumo questa sigaretta e poi chiudo questa live che è stata veramente molto molto bella. Se vi interessa, magari possiamo pensare di, visto che c'è stato anche il commento di Gianluca che mi ha fatto veramente molto piacere, di poter fare magari delle live su Twitch in cui parliamo di tutto il resto, oltre a fare la carriera su Football Manager, ma parliamo anche di tutto quello che non è il Cagliari, banalmente. Il problema sarebbe sempre trovare il tempo, però quello bene o male si trova. Tra l'altro il cognome Bandino è molto diffuso tra la Caletta, Siniscola, Budoni e San Teodoro, molto bella quella zona, costa orientale. Lo so Simone, infatti mio nonno era di Siniscola. Ale, fosse facile, fosse facile. Luciano, no, tranquillo, tanto mi fumo sta sigaretta e poi vado, abbiamo ancora 5 minutini di tempo, dai. Senti la rivalità con la Torres? No. Sinceramente Paolo no. Non io l'unica rivalità che sento veramente è quella che io considero il derby, che per me è proprio il derby, è la partita che sento di più, è la partita con la Roma. Tutte le altre sono partite normalissime, non sento rivalità particolari, a meno che non ci sia un momento storico particolare. Tipo quest'anno ho accusato molto le partite col Sassuolo per via della partita d'andata. Però no, la rivalità con la Torres non la sento. Probabilmente, ma secondo me la sente più che altro che chi è sardo. Io non essendolo non la posso sentire. Certo, Dade. Mo vediamo se te posso rispondere più che altro. Madonna raga, c'ho una sete bestiale. C'ho la gola arida.
Fate tutte le domande che volete, tanto a me mi piace risponde. Intanto chiudiamo qua. Ti piace viaggiare? Sì, però non ho viaggiato particolarmente in realtà. Non ho visto tantissimi posti. In realtà, la maggior parte dei posti che ho visto me li so' bruciati con un viaggio solo praticamente. Forse l'avevo già raccontata la storia. La rivalità con il Napoli la senti? No, no, sento solo quella con la Roma. Solo e soltanto quella con la Roma. In provincia di Nuoro chi tifa Cagliari in genere simpatizza tranquillamente per la Torres. Ma non penso ci sia niente di male, anzi. Poi capisco che comunque c'è una rivalità che io non posso capire, perché non ho mai vissuto lì. Però penso che comunque sia normale questa cosa. Che musica ascolti? Di tutto Fabio, letteralmente di tutto. Te posso dire sul mio YouTube Music, perché c'ho YouTube Premium e la musica l'ascolto con YouTube Music, puoi trovare da Justin Bieber ai One Direction, passando per De André, passando per i Guns N' Roses, Caparezza principalmente, che è il mio cantante preferito, ma per dirti anche un botto di canzoni russe, israeliane, arabe, e tante giapponesi. Tante giapponesi, ma veramente tante. Cosa ne pensi delle coppie scambiste? Secondo te hanno qualche problema? No, gli piace trombà. Non penso che il dirò una cosa poco politically correct, non penso che il piacere della scopata sia un problema. Se a tutte e 2 le persone sta bene fare questo tipo di esperienza, buon per loro. Non è una cosa che io farei mai, per esempio. Ma che rivalità vuoi che sia? La sentono solo loro, sono 30 anni che non si sfidano le 2 squadre. Pure quello è vero. Intanto ciao Giallo, un bacione. No, non l'ho visto Marco, non l'ho visto. Non l'ho visto. Come si fa a non tifare, per la Roma se sei di Roma? Eccomi. Ecco, ne conosco, Ho conosciuto uno che tifava Atalanta, romano da generazioni, ho conosciuto uno che tifava Fiorentina, romano da generazioni. Ci sta, ci sta. La Lazio, Luca, decisamente la Lazio. Ma tu conosci quel signore adulto che frequenta il salotto rossoblù che è romano? Ho capito chi dici, non mi viene in mente il nome. Non mi viene in mente il nome, ma ho capito, Luca Caveglia credo tu dica. Credo che tu dica Luca Caveglia. Lo conosco, cioè lo conosco, ho partecipato a qualche live insieme a lui. Oppure intendi, perché non mi viene in mente il nome. Massimo Raffo. Anche lui c'ho partecipato alle live di salotto, eccetera, eccetera. Li conosco, sì. Posso sapere il tuo nome di battesimo? Certo, non è un mistero, mi chiamo Samir. Samir, come Andanovic. Di niente date. In che stadi sei stato? Sono stato all'Olimpico e all'Artemio Franchi di Siena. Sono gli unici 2 stadi in cui sono stato. Grazie Date, grazie mille. Cosa ne pensi del tifo della Roma? Sei d'accordo che siano tanto calorosi quanto tossici e pressanti sui giocatori? Nì, più che altro Roma è un ambiente molto catalizzante, è una città che vive per la squadra e non è tanto la tifoseria quanto paradossalmente è il tifo medio che mette molta è il tifoso medio che mette molta pressione sui giocatori piuttosto che il tifo organizzato.
Conosci Pino Scotto? Di nome non ho mai sentito qualche canzone. Comunque ragazzuoli, so le 11:10, io direi che la live, ce l'abbiamo fatta. Assolutamente Giovanni, ma questa è una storia che ho già raccontato in realtà. Mo non so tu da quanto mi segua, però l'ho già raccontata. Ahimè sì, ahimè sì, ahimè sì. Precisamente un papà, se così se può definì, ecco. Un genitore uomo, ecco, mettiamola così. Massimo Raffo, allora sì, è Massimo Raffo. Ragazzi, abbiamo fatto 1 ora e mezza di live. Io contavo a fa' 3/4 d'ora. A furia di chiacchierare abbiamo fatto il doppio praticamente. Mi ha fatto veramente tanto piacere. Vi ringrazio per aver partecipato, vi ringrazio per i commenti, vi ringrazio per il supporto. Sì, è orribile e hai la costante sensazione che possa crollare da un momento all'altro, Danilo. Hai quella sensazione costante, perché è proprio un'impalcatura. Tutti dicono che l'Unipol Domus è fatto da tubi innocenti, lo stadio del Siena è ancora peggio, credetemi. È orribile, veramente orribile. Grazie mille veramente, grazie a quelli che si sono iscritti, sia qui, grazie a quelli che addirittura si sono abbonati su Twitch, siete dei pazzi, siete veramente dei pazzi, ma mi ha fatto veramente un sacco piacere, m'avete svoltato la serata. Vi mando un bacione, un abbraccione, sempre forza Casseddu e noi ragazzi ci becchiamo alla prossima live o al prossimo video, non ne ho idea. Poi vi terrò aggiornati eventualmente, poi seguitemi su Instagram, tanto trovate pure quello. E niente, un bacione, buonanotte ragazzi, ciao a tutti. Tra l'altro qui, io la sto a fa su YouTube, come cazzo si chiude? Ah ecco, termina streaming. Belli raga.